Sarò breve perché il mio cervello è fuggito, non è in fuga. Allora, io sono figlio di emigranti, nato in Argentina, sono emigrante anch'io perché sono oriundo, sono nato lì, e padre di emigranti. Ho un figlio a Londra da un paio d'anni. E mi è stato chiesto oggi di intervenire sul ruolo, qual è il contributo che i giovani hanno all'interno delle associazioni trevigiane nel mondo. Ritengo che limitarmi a fare un elenco di attività, dei nuovi progetti, di buone intenzioni, non aggiunga nulla all'obiettivo di ricercare un ruolo per i giovani. Inquadrare invece queste attività nel contesto associativo può meglio aiutare a capire e cercare. Quindi, anche se brevemente e genericamente, parleremo di associazioni, andamenti e valutazione sulla valenza delle attività. L'intenzione per i trevisani, soprattutto io parlo per la Trevisani, ma anche questo è valido per tutte le associazioni, è quella di arrivare quanto prima ad un punto nel quale non si parli più di attività dei giovani, bensì di potenziamento delle attività dell'associazione Trevisani nel mondo grazie ad una migliore integrazione giovanile. Sono cose diverse. Gli obiettivi sono quelli di introdurre spunti di riflessione che siano funzionali agli obiettivi del convegno, partendo da conoscere perché, in generale, nasce e si evolve nel tempo un'associazione. Indurre tutti a calarsi nella propria realtà associativa, riflettendo sul perché della personale adesione, su cosa si fa a sostegno e cosa potrebbe e dovrebbe cambiare per un eventuale rilancio. Promuovere il dibattito, ora, ma soprattutto in seguito, e soprattutto i giovani, sulle motivazioni che sono oggettive ed emozioni che sono soggettive, alla base per aderire e partecipare attivamente con convinzione. Portare a conoscenza i ruoli e le attività svolte dalle giovani generazioni nell'ambito associativo, sottolineando la loro valenza quali fattori positivi di sostegno e rilancio. E infine, l'ultimo obiettivo è quello di evidenziare il rischio incombente derivato da una mancata integrazione dei giovani che condurrebbe tra non molto l'associazione dei trevisani nel mondo all'isolamento dall'estero e alla scomparsa di alcune sezioni interne. Cercheremo di capire perché. Iniziamo quindi con una descrizione del fenomeno dell'associazionismo in Veneto. Abbiamo già parlato in generale dei numeri, però nel Veneto quante sono le associazioni e di che tipo? Sono oltre 20.600. La fonte di questo è l'Agenzia delle Entrate, che l'abbiamo fatto nel 2010, quindi i dati sono veritieri in quanto chi si iscrive a questo ente delle associazioni dell'Agenzia delle Entrate lo fa per risparmiare i soldi, quindi sono tutti invogliati ad iscriversi. Questi dati veramente sono reali. 20.600 associazioni, è la terza regione dopo la Lombardia e il Lazio. Se mettiamo come premessa una distribuzione per tipologia simile alle distribuzioni nazionali, avremo 6.800 associazioni sportive, 4.900 operativi in ambito culturale, 2.400 di promozione sociale, altri 6.800 sono associazioni tra sindacati, religiose, politiche, pro loco, organizzazioni di volontariato, d'arma, di tutela. Da notare che per numero la somma di tutte le associazioni sindacali, politiche, eccetera, raggiunge appena il numero di quelle sportive. Comunque questo rappresenta la distribuzione della società civile, l'associazionismo in Italia rappresenta la società civile, quindi anche in Veneto il cuore batte in primis per lo sport, che batte la cultura, che batte la promozione sociale, che batte eccetera eccetera.
c'è comunque di tutto e per tutti. L'associazionismo copre tutta la parabola della vita umana, da prima della nascita a dopo la sua morte. Ci sono infatti associazioni a tutela sia dei diritti del nascituro che associazioni a tutela della dignità dei defunti. Quindi ci sono tutti. Poniamoci alcune domande per iniziare la ricerca dell'eventuale ruolo. Con tante possibilità di scelta, perché i giovani dovrebbero scegliere l'associazione Trevigiani del Mondo? L'ho fatto per i trevigiani, ma è chiaro che è valido per gli altri. Cosa è diventato oggi il ruolo del ritrovo? Che attese hanno i giovani che possano essere soddisfatti da una loro partecipazione in seno all'associazione dei Trevigiani nel mondo? Qual è il profilo ideale di un giovane che condivide i valori dell'associazione Trevigiani nel mondo? La voglia di crescita personale, attuata attraverso un impegno socialmente utile, trova un canale adeguato, privilegiato, agevolato nell'associazione dei Trevigiani nel mondo? Sì? No? Perché? Quanto finora prodotto dai giovani in seno associativo è stato gratificante anche a livello di gruppo, ha fatto crescere il gruppo, si è data adeguata diffusione, ha fatto crescere la valenza dell'associazione Trevigiani nel mondo, ha avuto un seguito. Un'altra domanda interessante da farsi giovani: può ritenersi la rete internet il luogo del ritrovo? Alle ultime due domande che erano lì nella slide precedente possiamo dare qualche risposta adesso. Avanti. Vediamo quale fondamentale vuoto è venuto a colmare l'associazione Trevigiani nel mondo. Vedete qual è la caratteristica fondante della fondazione? La motivazione. Nel nostro caso è stata la promozione integrale della persona migrante. Perché questo? Perché la motivazione era l'abbandono in cui si veniva a trovare l'emigrante in giro per il mondo. Abbandono sia morale che spirituale. I migranti erano, per dirlo in una parola, sbandati. Quindi quella è stata la motivazione alla base della fondazione della Trevigiani nel mondo. Dopo ci sono le finalità. Le finalità di solito sono negli statuti inserite. L'organizzazione, il ruolo degli organi di direzione, gestione,